Ci ha lasciato il nostro Nicolò. Non ci sembra possibile, ma purtroppo è così. Addio, ciao, per noi sei sempre qui tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio, Silvio Berlusconi. È il cavaliere, è Silvio Berlusconi a salutare per primo sui social Nicolò Ghedini, 62 anni, padovano, il senatore di Forza Italia e difensore di Silvio Berlusconi, è morto a Milano all'ospedale San Raffaele, dove lottava contro le complicazioni di un trapianto di midollo per curare una grave forma di leucemia. Un fulmine a ciel sereno nel pieno di questa campagna elettorale d'agosto anche per il coordinatore veneto di Forza Italia, Michele Zuin. Sono senza parole perché l'avevo sentito anche qualche giorno fa e penso che sia stato un aggravamento degli ultimi giorni perché insomma nessuno si aspettava una cosa del genere. Un cordoglio sincero e profondo da parte di tutte le forze politiche. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, confessa: ho un grande dolore, mi mancherai profondamente. Accanto a lei Antonio Tajani e l'amico e storico collega dello studio di Via Altinate a Padova, l'avvocato Piero Longo, che ricorda: era uno straordinario amico e collega, un grande lavoratore, un uomo senza vizi che ha condotto una vita sobria e riservata e che ha lasciato in noi un grande rimpianto. Una vita dedicata al lavoro e a Forza Italia, quella di Niccolò Ghedini, come testimonia Michele Zuin, ricordando l'ultima telefonata di pochi giorni fa. Abbiamo parlato delle elezioni politiche, delle liste eccetera, perché chiaramente io mi confrontavo anche con lui su queste cose, per cui lo tenevo informato di tutto quello che succedeva. Prendiamo una parte importantissima di Forza Italia nel Veneto. È stato anche lui coordinatore regionale, è stato più volte deputato e senatore, era una comunque delle persone, pur se non appariva, era una delle persone più importanti di Forza Italia, anche proprio per la linea politica e anche perché era un ascoltatissimo consigliere del Presidente. Dal Veneto arrivano tra gli altri il saluto e l'omaggio del presidente della regione Luca Zaia e la tristezza di Padova, la sua città, espressa dal sindaco Sergio Giordani. Sono molto addolorato per la scomparsa di Niccolò Ghedini. Ai familiari, agli amici e anche al suo partito Forza Italia rivolgo sincere condoglianze.